Ecco, questo è un dolce tipico che faceva la nonna, noi manteniamo... Che abbiamo ancora. anche a Chioggia, però Ecco. con un nome diverso. Certo, immagino sarà la S o di Adria, è vero, cioè la brazzadea, la ciambella viene chiamata in vari modi, ma le nonne è questo il dolce tipico nostro veneto, insomma, che era la colazione della mattina dei bambini. Esatto. Oppure lo E facciamo anche da tocciare sul vin. soprattutto da vino. Adesso noi lo diciamo anche per colazione, però era proprio per il vino, diciamo. Ed era un dolce che era per le grandi feste. Una volta, tanti anni fa, non era tutti i giorni come adesso che lo troviamo. Domenica era domenica. Esatto, ecco. E veniva portato in chiesa a benedire. Addirittura. Certo, parlo di un bel po' di anni fa, insomma. Beh, sicuramente era il dolce sì. proprio per la festa di Pasqua, di Corpus Domini. Ecco, e allora veniva benedetto, mettevano sul braccio un telo di lino e lo facevano proprio a ciambella, per quello si chiama brazzadea, detto da brazzo. Ah, giusto, sì. Ecco, e veniva, adesso questa è S adriese, noi l'abbiamo fatta più comoda, però era fatta a ciambella fino a 20 anni fa, la nostra la facevamo a ciambella, è un dolce proprio tipico nostro. Chi sta seduto qua può premere quanto vuole, E tiene fermo il tiene resto. fermo il rastrello perché lì è per infilare i Per denti. impe- E qui è per, facciamo vedere, Sì, per affilare. facciamo così, vede, così, e con questa facciamo, per recuperare il fieno si fa la punta leggermente qua, vicino alla punta. Invece per lavorare la terra, per romperla nell'orto, per dire, bisogna farle da conichi, da partire in fondo, pian pianino, leggermente, appuntiti. fino a appuntirli. Questo qui è un disegno ancora dell'antica Roma.